Di nuovo in studio per parlare di un'importante iniziativa formativa che riguarda una tradizione come l'intaglio del legno. Messi bene qua, poi gli diamo un po' di movimento alla scritta, ok? Il maestro Walter Trevisi, con la sua cinquantennale esperienza di intagliatore e scultore, mette a disposizione dei ragazzi la sua abilità e i giovani seguono con attenzione. Siamo alla scuola di formazione professionale Lepido Rocco di Lancenigo, che ha accolto il progetto formativo di intaglio del legno di Confartigianato della Marca. Oh, sì. È così e tiro su? Guarda che mi tenevo io il ferro in mano, guarda, così. Questi ragazzini non stanno frequentando un corso perché devono frequentarlo, ma ne ricavano gioia e gratitudine perché a fine giornata sono in grado di dimostrare a se stessi quanto la manualità sia importante. E come nelle antiche botteghe artigiane, è la curiosità a spingere i giovani ad imparare. Mi dà una soddisfazione, cioè mi fa sentire realizzato. E avere un maestro così a fianco? Un aiuto, guarda. Senza di lui. Ho deciso di provare per sperimentare, anche perché da piccola un po' mi interessava, però non ero mai stata presa. Poi ho considerato questo corso, l'ho trovato e mi sono buttata più che altro, mi sono detta perché non farlo? In effetti tutti potrebbero dire che non è proprio da ragazze, ma secondo me se una cosa la vuoi fare e ti piace, la puoi fare. Un progetto che mira a collegare il mondo della scuola alle imprese e a coniugare tecnologia e manualità, elementi che serviranno anche nell'era post-Covid. Non possiamo pensare da un lato di pagare il reddito di cittadinanza e dall'altro avere le aziende che non trovano personale qualificato. Ecco. Anche in questa fase qua, soprattutto magari in settori come l'edilizia e le costruzioni, dove c'è anche il legno come vediamo qua, non trovano personale in grado di soddisfare a tutte le domande che ci sono. Una location unica per un concerto straordinario, tantissimi contatti da tutto il mondo. My name is Joe Tivannelli, welcome. Musica e spettacolo per rilanciare il turismo nella Marca. Nella splendida cornice di Villa Maser si è esibito il noto DJ Joe Tivannelli per realizzare una performance in diretta streaming sui social, senza pubblico dal vivo ma con migliaia di utenti pronti ad ascoltare il concerto house da ogni parte del mondo. Abbiamo scelto la Villa Maser per una performance anche perché è patrimonio dell'umanità UNESCO, il grande capolavoro di Palladio, uno dei simboli per eccellenza della bellezza. Dirette streaming che fanno registrare oltre 12 milioni di visualizzazioni, un'occasione unica per diffondere la bellezza del nostro territorio. Con il turismo fra i settori più colpiti dalla pandemia, questa opportunità può diventare strategica. L'invito è dunque di passare dal virtuale al reale. E pertanto un invito a tutti di venire a visitare Maser, città della ciliegia, città dell'olio, un invito anche a conoscere le nostre colline e a conoscere i nostri sentieri. E siamo alla rubrica Un oggetto, una storia, che per la prima volta è entrata con le telecamere in un salone del centro storico di Treviso dove è passata la grande storia, una storia imperiale. In questo punto dove sono io ci fu un incontro storico di Napoleone Bonaparte con il podestà Giustiniani e proprio in questo punto Napoleone Bonaparte provocava il podestà Giustiniani per andare a usurpare Venezia, proprio conquistarla. E proprio in questo punto allora il podestà Giustiniani con molto coraggio sguainò la sciabola che aveva e ha detto: inizia da me. Ecco il salotto di Napoleone che mostriamo per la prima volta grazie alla proprietaria Cinzia Sanfiori. Un luogo dove è transitata la grande storia, quella dalla caduta della Serenissima in mano francese, 12 maggio 1797, fino alla cessione del Veneto all'Austria 5 mesi dopo con il Trattato di Campoformido. Il palazzo si trova lungo via Sant'Agostino
Agostino ed era allora una locanda che in seguito divenne dell'imperatore. Allora non c'erano giornalisti e la fotografia non era stata ancora inventata, ma esiste un'immagine di questo luogo come era allora e soprattutto del fiero gesto veneto nei confronti del conquistatore corso, che va ricordato proprio da ex ligure parlava meglio l'italiano che il francese, visto che i suoi avi tra l'altro erano sin dal 1200 una delle famiglie nobili di Treviso. Non una foto dunque, ma un dipinto custodito a poche decine di metri dal palazzo dell'imperatore, nella sede dell'allora Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana. Questo è un quadro davvero importante per la città di Treviso, non solo perché va ad immortalare un momento storico. Il 2 maggio 1797 Napoleone a Treviso incontra il provveditore alla terraferma Giustinian Recanati, ma è anche un quadro che viene dipinto da una trevigiana, da una pittrice donna peraltro, che era Rosa Bortolan. Rosa Bortolan era anche la figlia del segretario comunale della città di Treviso, quindi ci sono questi legami con la città di Treviso che sono importanti. È stato il comune di Treviso a commissionare il quadro nel 1860. E qui c'è una storia nella storia, perché per finanziare il quadro venne fatta una specie di lotteria che alla fine assegnò il dipinto ad un privato. I suoi eredi decisero di metterlo all'asta, mandando su tutte le furie l'abate ideatore del museo cittadino. E a quel punto Luigi Bailo cercò chi potesse acquistarlo e mantenere così l'opera a Treviso, vista l'importanza che quest'opera aveva per la città. In quel momento decise di contattare la Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, che sosteneva restauri nel territorio ma non aveva ancora una sua collezione d'arte, e decise di comprarlo per 12.000 lire. La Cassa di Risparmio si aggiudicò questo quadro e da qui nacque poi quella che fu la pinacoteca della Cassa di Risparmio e poi della Fondazione. Oggi quest'opera, ma anche questo segno della grande storia, troneggia in questa sala di Caspineda, visibile a tutti, mentre pochi sanno che sulla terrazza del Palazzo dell'Imperatore da sempre c'è chi coltiva le celebri rose di Napoleone. Questa quindi la grande storia raccontata anche questa sera dal nostro Lucio Zanato. Vi ricordo in ultima battuta che domani mattina entreremo in diretta alle 10:45 per raccontarvi passo passo l'inaugurazione del nuovo polo vaccinale di Villorba, destinato a diventare il più grande del Veneto. Obiettivo almeno 6.000 dosi al giorno, come ci ha raccontato il direttore generale Benazzi. Presente alle 11 ci sarà anche il governatore Zaia, quindi appuntamento domani mattina a partire dalle 10:45 qui su Antenna 3. E da Treviso non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora, è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in declino, arriva una perturbazione. La giornata di lunedì 10 maggio sul nostro territorio sarà ancora asciutta, ma il tempo cambierà gradualmente con il passare delle ore. Vediamo dunque il dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione buona, infatti sarà ampiamente soleggiato. Poi nuvolosità in aumento, verso sera qualche pioggia su rilievi e zone limitrofe, nella notte tra lunedì e martedì piogge più diffuse. Temperature stazionarie minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 24-25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui scenario simile, sarà per lo più soleggiato, ma a seguire avremo maggiori addensamenti, rare precipitazioni. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime sui 22-23 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, sole ovunque, anche in questo caso dal tardo pomeriggio avremo più nubi e i primi temporali. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime infine sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.